le risorse finanziarie dell'Unione Europea e le istruzioni per l'uso, la spesa dei fondi in Sicilia e la necessità di informare e orientare anche nell'Agrigentino. Ascoltiamo in proposito l'eurodeputato siciliano del Movimento 5 Stelle, Ignazio Corrao. Il Movimento 5 Stelle a livello europeo, tramite l'europarlamentare siciliano Ignazio Corrao, ha offerto in passato e offrirà ancora consulenza, orientamento al Movimento 5 Stelle di Agrigento, qui rappresentato dagli attivisti Emanuele Dalicardillo e Rita Monella, e anche alla cittadinanza, ovviamente, su come utilizzare i fondi europei, che rappresentano l'unica ancora di salvataggio finanziario, di risorse finanziarie a disposizione soprattutto per gli enti locali. Ma partiamo dal presupposto che i fondi europei non sono dei fondi che ci regala nessuno, non sono soldi che arrivano dal cielo, sono soldi che provengono dai sacrifici, dalle tasse pagate dai cittadini siciliani e devono essere utilizzati in modo saggio, in modo lungimirante per creare sviluppo in questa terra. Ora, parlando di Agrigento, mi sembra chiaro che la vocazione turistica, quindi gli investimenti strutturali che possano fare in modo che le tante bellezze di cui non c'è bisogno che sto io a raccontare possano essere finalmente sfruttate, ma questo è un qualcosa che è sempre stato detto da chiunque, però non è mai stato concretamente fatto. Siccome noi non abbiamo ricette magiche, non sono io a dover risolvere i problemi degli agrigentini, quello che facciamo e quello che faremo anche qui ad Agrigento è cercare di insegnare ai cittadini di Agrigento in che modo sfruttare queste risorse, sia per quel che riguarda i fondi diretti, sia per quel che riguarda i fondi indiretti. Un cittadino consapevole, un cittadino che conosce quali sono i suoi diritti e le sue possibilità, anche per quel che riguarda i fondi europei, che sono sempre stati un argomento misterioso, è un cittadino che pretende dalla propria amministrazione che quei diritti vengano rispettati. Questa è la rivoluzione che sta cercando di fare il Movimento 5 Stelle e questa è l'azione che io sto portando avanti sul territorio.